Il Matera Calcio, squadra che disputerà il prossimo campionato di Serie D salvo ripescaggio dell'ultimo minuto in seconda divisione, ieri ha presentato il nuovo allenatore Vincenzo Cosco, 49enne, originario di Santa Croce di Magliano in provincia di Campobasso, vanta numerose esperienze in Lega Pro, tra queste quella delle ultime 2 stagioni con l'Andria in prima divisione. Sbrigate le pratiche burocratiche con il club pugliese, nella giornata di mercoledì il grintoso allenatore molisano ha tempestivamente raggiunto l'accordo con il patron del club biancazzurro Saverio Columella, che già lo aveva contattato tempo addietro. Innanzitutto ringrazio il patron perché mi ha cercato, mi ha voluto in un grande progetto, un progetto in una città importante. Io ho sposato con tantissimo entusiasmo, mi auguro che i risultati rispettano le aspettative che questa gente, soprattutto il presidente, si augura. Alla presentazione del tecnico, tenutasi dinanzi ad un nutrito gruppo di tifosi e curiosi, il patron biancazzurro ha posto l'accento sugli ambiziosi obiettivi societari in vista della stagione 2013-2014 che prenderà il via con la disputa del primo turno della Team Cup in programma il prossimo 4 agosto. Per quanto riguarda il ripescaggio in Lega Pro, sfumato, come sottolineato da Columella, per una decisione incongrua della Lega, si andrà avanti fino all'ultimo grado di giudizio, comportando anche un posticipo dell'inizio dei campionati qualora fosse necessario. Io penso che fino all'ultimo sperare non costa nulla, quindi anche questa questione che il Matera lo inseriscono nella graduatoria e oggi doveva essere in Serie C, in Lega Pro, però io fino all'ultimo ci credo, quindi tutto può succedere. Intanto, con la società che sta completando l'organico, che sarà di prima fascia, per la squadra da quest'oggi ha preso il via la preparazione precampionato a San Giovanni Rotondo nel Foggiano, dove il team si allenerà fino al prossimo 13 agosto. Stiamo costruendo una squadra importante, il presidente ha fatto dei grossi sacrifici e soprattutto si è mosso in largo anticipo rispetto alle concorrenti. Noi abbiamo costruito questa squadra possibilmente per un campionato vincente, bisogna guardare anche le nostre avversarie, vedremo sicuramente la griglia di partenza e poi, ripeto, sarà sempre il campo che sarà giudice di tutto questo.